mister. Vittoria pesante, non fosse altro per l'avversario che era in terza posizione, presidente soddisfatto negli spogliatoi, insomma posso dire un mestre autorevole. Cosa ne pensi di questa definizione? Ma oggi ho visto a livello di atteggiamento delle cose che mi hanno emozionato addirittura, perché quando c'è da pensare alla squadra significa che tutti rinunciano a un pezzettino di sé, di ego, e lo mettono a disposizione della squadra. Oggi sotto questo punto di vista è stato qualcosa che anche in carriera da giocatore in questa maniera ho visto poco, quindi veramente è stato straordinario il loro atteggiamento, incredibile. Si può dire che sia stato un maestro che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo? Sì, è proprio questo, nel senso che oggi hanno fatto nei comportamenti, nell'atteggiamento, con la palla senza, qualcosa di straordinario, ed è motivo di orgoglio che devono avere soprattutto loro. Sono stati squadra in modo veramente importante. Belle prestazioni anche da parte dei singoli a servizio della squadra, logicamente. Parliamo non solo dei gol ma anche delle parate, insomma di tutti, ecco. Ciascun singolo ha dato veramente il suo contributo. Sì, veramente mi verrebbe da dire non ho parole, perché c'è da fare solamente i complimenti. Lavorando con questo gruppo ci sono degli aspetti che quando ho iniziato questa professione avrei pensato magari un giorno di poter fare prima o poi in carriera, e invece mi è capitato subito un gruppo straordinario. Infatti io cerco di responsabilizzarli molto negli allenamenti, nella gestione. Sono ragazzi molto intelligenti e c'è tanta collaborazione è la parola giusta, perché poi io mi metto a disposizione loro, sono il garante per responsabilità del mio ruolo, quindi devo essere garante dei comportamenti, ma poi ho dentro degli uomini a cui mi posso affidare ciecamente, ed è veramente straordinaria questa cosa. Sono veramente contento di questo. È gratificante per chi fa il mio lavoro avere a che fare con persone così. Abbiamo visto anche che a livello anche di ingressi c'è stata una partecipazione incredibile, perché comunque a parte Turchetta, che è entrato con una voglia di giocare incredibile, abbiamo visto un Chiozza, un 2007, che alla prima partita fa un lancio lungo, un assist perfetto, come se fosse un giocatore che gioca da anni e che conosce perfettamente quella postazione, quindi anche molto merito anche a questa valorizzazione dei giovani. Sì, ogni volta che metto in panchina Turchetta mi sento un allenatore scarso, questa è la verità, però devo fare delle scelte. Riferendomi agli uomini, sicuramente lui come capitano, come i ragazzi che hanno magari un po' più di esperienza, è uno di quelli a cui comunque che sono, diciamo così, un po' le persone più esperte che fanno parte del gruppo, e se questo è l'atteggiamento, un merito va soprattutto ai più grandi che danno l'esempio. Per quanto riguarda i giovani, che dire, Chiozza l'abbiamo già fatto entrare, come Ciancamerla, sono ragazzi giovani e danno l'anima, ed è bello vederli, e se c'è la possibilità di coinvolgerli, per me è solamente un motivo di gioia, ecco, perché è bello vedere un giovane che si apprezza. Poi comunque Mestre è uno stadio importante, quindi non è banale per loro esordire in una piazza del genere a quell'età. Ecco, in prospettiva di finale di campionato ha fatto anche molto piacere rivedere Bangali in panchina. Sì, abbiamo seguito la sua, diciamo, riabilitazione dall'infortunio, ho visto che si sentiva sempre meglio, ha fatto un paio di allenamenti con noi, e per me è importante coinvolgerlo, perché comunque è un ragazzo che ha leadership, molto intelligente, che quindi anche solo averlo a disposizione trasmette personalità alla squadra, e quindi poi sicuramente non era il caso di rischiarlo oggi, e quindi speriamo che settimana prossima poi rientri a pieno regime, perché conosciamo tutti le sue qualità, anche se poi
a rondini quando c'è stato da determinare, lo ha fatto alla grande, anche oggi con un grande gol, quindi siamo contenti. Un brivido iniziale, mister, il primo minuto, dopodiché è stata una buona discesa, direi, per il Mestre. Il primo minuto la traversa, ha tremato un po' anche lei, mister. Sì, assolutamente, su quella palla lì poi è difficile, come dire, migliorare certi aspetti, perché una seconda palla, una spizzata. E il secondo tempo è stato bravo Cortese, noi non ci raccontiamo bugie tra di noi, aveva fatto un'ottima parata Cortese, e sono contento per lui, però abbiamo avuto anche noi le nostre situazioni dove potevamo fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto, ecco, perché poi chiudere le partite, soprattutto per il mio livello di stress, potrebbe essere una buona cosa. Siamo con Simone Cortese al termine di una partita importante, battuta la terza in classifica, e c'è da sottolineare anche la prestazione di un portiere giovane che però giornata dopo giornata sta dimostrando il proprio valore. Cosa ne pensi di questa disamina? Ma io penso, innanzitutto a livello personale sono contentissimo, perché anche a livello di squadra mi hanno dato tutti la fiducia, ho ricevuto la fiducia di tutti. A inizio anno ho avuto un po' di difficoltà, ma con la continuità, la fiducia del mister, dei compagni e il lavoro quotidiano mi sento ripagato a me stesso e spero di ripagare anche il lavoro degli altri. Discutevamo prima con i colleghi, è vero che sono i gol a decidere il risultato, però lo difendono i portieri, in questo caso hai fatto più di una bella parata. Sì, ovviamente grazie ai gol si vincono le partite, però anche a livello difensivo riusciamo a dare il nostro grande contributo. E tu oggi l'hai dato in due occasioni molto particolari. Sì, la prima penso che sia stata un po' più complicata perché è passata sotto le gambe di un mio compagno, io mi sono tuffato, non sperando che mi colpisse la palla, però era un tiro molto forte e quando ho visto che l'ho presa, la prima cosa che ho fatto è esultare col capitano, perché è un salva risultato, possiamo dire così, dai. La seconda idem però. Sì, la seconda un tiro da fuori aria, comunque ha girato un po' la palla col vento di oggi e sono riuscito a intervenire. Che voto daresti alla tua prestazione? Questa, ma un 7, perché non ho preso gol, diciamo così, ho fatto due bei interventi. Per quanto riguarda invece più in generale la squadra, c'è una consapevolezza sempre maggiore dove può arrivare per questo fine campionato, cosa sperate, cosa vi dite, quali sono le vostre speranze? Ma noi non guardiamo mai la fine del campionato, guardiamo partita per partita e ogni partita cerchiamo di dimostrare il nostro valore e il lavoro che facciamo ogni giorno. E noi speriamo sempre di arrivare il più lontano possibile, ovviamente stiamo cercando di dimostrare chi siamo e si stanno vedendo i risultati e appunto pensiamo partita per partita e quello che succederà alla fine si vedrà.